Insieme a Nicola Sarrizzu, titolare, responsabile del noto ristorante Il Corsaro di Cagliari. Vinitaly 2013, certo vino e ristorazione sono un abbinamento sostanziale di quello che poi chiamiamo lifestyle e Made in Italy. Sì, abbiamo portato la nostra azienda in collaborazione con la FIP e con Fiera Verona. Quindi abbiamo portato la nostra esperienza, i nostri prodotti, quindi Sardegna al Vinitaly principalmente, e abbiamo cercato anche di fare le due cose insieme: 50 anni della nostra azienda, del ristorante del Corsaro al Mare, e quindi l'abbiamo festeggiato con questo grande evento che è il Vinitaly, che per noi rappresenta, e anche per naturalmente le cantine anche sarde, perché poi i vini principalmente sono vini sardi, rappresentano per noi una comunicazione importante per il Made in Italy. Sardegna prodotti, Sardegna qualità, Sardegna vini. Come si fa a far durare appunto un ristorante 50 anni ed avere una clientela sempre contenta che fa parlare bene del ristorante e quindi apre ad ulteriori clienti? Questo è un colpo basso, specialmente in questo periodo di crisi è difficile, però credo che principalmente oggi la qualità paga. La nostra azienda è 50 anni veramente che cerca di fare qualità e cerca di accontentare i clienti. Tutto sommato cerchiamo con tantissimo impegno, tanta difficoltà, riusciamo, speriamo in questo intento. Abbiamo fatto una ristorazione qua che era la ristorazione di casa, tant'è vero che le nostre chef le abbiamo portate qui perché come sapete voi la donna di casa si ritorna all'antico, e si ritorna all'antico anche per quanto riguarda i piatti della cucina tradizionale, per tutte le tasche. Questo è quello che abbiamo cercato di fare qui, e questo è quello che cerchiamo di fare anche nella nostra isola, perché purtroppo in un momento di crisi come questo credo che alla fine una delle cose più importanti che è rimasto è il cibo, il vino, quindi il mangiare è una parte piacevole. A proposito di questo, un'ultima domanda: sentite la responsabilità di essere anche qualche volta il bigliettino da visita di un territorio? Cioè chi si siede ad un ristorante molto spesso ha la possibilità di sentire gli odori, i sapori, le caratteristiche di accoglienza e soprattutto di vedersi raccontare nel modo migliore il territorio, quindi siete dei veri attori del marketing territoriale. Sì, sentiamo questo peso. Sentiamo questa, è una bellissima esperienza, ripeto non è facile, però è un modo anche per confrontarci. Alla fine la nostra presenza qui al Vinitaly ci ha dato anche la possibilità di crescere. Oltretutto noi non siamo un ristorante stellato, e invece siamo confrontati con gli stellati, con i migliori chef. Abbiamo veramente una tradizione italiana fantastica, e speriamo di non aver sfigurato in questa manifestazione che è per la Sardegna, ripeto, ma penso anche per qualsiasi regione italiana. Fondamentalmente questa manifestazione diventa molto importante.